Salve a tutti, ora vi spiego le tre leggi di Newton. La prima legge si può chiamare legge di inerzia e dice: se su un corpo non agisce alcuna forza o se in modo equivalente la risultante di tutte le forze sul corpo è uguale a zero, esso è in stato di quiete oppure si muove di moto rettilineo uniforme, quindi in linea retta sempre con la stessa velocità. E questo cosa significa? In pratica ci dice che per il movimento non è necessaria alcuna forza. Questo sembra in contraddizione con la vita di tutti i giorni, però nella vita di tutti i giorni abbiamo a che fare quasi sempre con l'attrito o la resistenza dell'aria, e queste sono forze e quindi non vanno a contraddire questa legge. In pratica cosa significa? Che se noi siamo nello spazio e lanciamo un sasso, esso in teoria continuerà a muoversi avanti all'infinito, sempre con la stessa velocità e lungo una linea retta, anche se poi in pratica prima o poi verrà attratto da un pianeta, da una stella, o si scontrerà con qualcosa. Ok, la seconda legge di Newton è la legge fondamentale della dinamica e ci dà la formula più importante per la fisica, almeno per quanto riguarda le scuole superiori, e dice se su un corpo agisce una forza F, esso si muoverà di moto uniformemente accelerato, con accelerazione A, che è uguale alla forza diviso la massa del corpo. Allora, l'accelerazione con la quale si muove è la forza diviso la massa del corpo. Quindi maggiore la massa, meno sarà l'accelerazione. Se noi invertiamo questa formula, troviamo che forza è massa per accelerazione. E questa è la forma in cui si trova la formula più importante che si usa sempre alle scuole superiori. Allora, questo ci dà anche l'unità di misura della forza. L'unità di misura della forza è l'unità di misura della massa, che sono chilogrammi, e per unità di misura dell'accelerazione, che sono metri al secondo al quadrato. E quindi l'unità di misura della forza è chilogrammi metri al secondo quadrato, ma perché viene molto usata ha preso anche un nuovo nome, che è Newton. La forza si misura in Newton e il Newton è chilogrammo metro su secondo quadrato. E una conseguenza di questa formula è un caso particolare. Come forza, invece, per una forza qualsiasi prendiamo la forza peso, e la massa, vabbè, la sua massa, e l'accelerazione è l'accelerazione gravitazionale. Secondo se su un corpo agisce la forza peso, questa tira il corpo e lo fa muovere in modo accelerato secondo l'accelerazione di gravità, che sappiamo che è circa 10 metri al secondo al quadrato. Oppure si può vedere un altro modo: questo ci dà la conversione tra newton e chilogrammi sulla Terra, se prendiamo il valore di G per la Terra, perché nella vita di tutti i giorni misuriamo il peso in chilogrammi, ma in realtà in fisica si misura la massa in chilogrammi e il peso in newton. Quindi se noi diciamo c'è una persona che ha 80 kg, ok, se vogliamo trasformarlo in newton facciamo 80 per 10, se vogliamo arrotondare, oppure prendiamo 9,81 e otteniamo, adesso arrotondiamo a 10 per capire, 80 kg per 10 metri al secondo al quadrato viene 800 newton. Abbiamo questa conversione. Volendo si può scrivere questa formula anche in modo vettoriale, perché la forza è un vettore e anche l'accelerazione lo è. E qui abbiamo la massa che non è un vettore, la massa non ha direzione. E questa stessa formula scritta in modo vettoriale sarebbe tecnicamente il prodotto di un vettore con uno scalare che mi dà un altro vettore. Ok. Adesso parliamo della terza legge di Newton, la legge di azione e reazione. Mi dice: se un corpo A agisce con una forza F su un corpo B, allora il corpo B agirà sul corpo A con una forza della stessa grandezza, cioè con lo stesso modulo, però in verso opposto.
le due forze di cui sto parlando agiscono su due corpi diversi. Allora, si può pensare a una persona che sta seduta su una sedia. La persona preme sulla sedia con una certa forza, però la sedia allo stesso tempo preme con una forza ugualmente grande verso l'alto per sostenere la persona. Oppure un caso semplice di premere contro una parete con una forza. Se noi premiamo contro una parete su una forza, la parete preme contro di noi con una forza ugualmente grande nel verso opposto. E se noi premessimo su una parete con una forza troppo grande, la parete non riuscirebbe a darci indietro una forza ugualmente grande e allora ci infosseremmo dentro la parete, si creerebbe un buco nella parete. Oppure potete anche pensare al Sole e la Terra. La Terra è molto più piccola del Sole e quello che può sembrare strano al primo momento è che in realtà la forza con cui il Sole attira la Terra è uguale alla forza con cui la Terra attira il Sole. Sempre per la terza legge di Newton, il Sole agisce sulla Terra, la Terra agisce sul Sole. Le forze sono uguali, però c'è una differenza. La stessa forza sul Sole ha un effetto molto molto minore che la stessa forza applicata sulla Terra. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.